L'accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025 ha dato precise indicazioni sulle modalità di verifica dell'apprendimento dei partecipanti ai corsi di formazione sulla sicurezza sul lavoro. Ad esempio, per i corsi di formazione per lavoratori, per preposti e per dirigenti, l'accordo prevede l'effettuazione di una verifica per mezzo di un test che, per i corsi base, dovrà avere almeno 30 domande con 3 risposte alternative. Il test si ritiene superato se il partecipante ha risposto correttamente ad almeno il 70% delle domande. Viene però da porsi una domanda. Il lavoratore, che pure ha superato la verifica finale rispondendo correttamente al 70% delle domande, non ha forse dimostrato di non aver compreso gli argomenti a cui si riferisce il 30% delle domande, alle quali ha dato risposta errata? Quindi, è davvero corretto considerare superata la verifica di apprendimento anche con una sola risposta errata? Supponiamo che un lavoratore che nella verifica finale di apprendimento ha risposto in modo errato ad una sola domanda sia coinvolto in un infortunio causato dalla non corretta applicazione della misura di sicurezza a cui faceva riferimento tale domanda. Quale sarebbe l'evidenza che ne trarrebbero un giudice o un organo di vigilanza a posteriori? Certamente, ci diranno, era evidente, proprio grazie alla verifica di apprendimento, che il lavoratore non aveva ben compreso come attuare quella specifica misura di sicurezza, che avrebbe evitato l'infortunio. Questo esempio ci consente di comprendere l'importanza della verifica finale come strumento per misurare l'apprendimento, ma anche per colmare le eventuali, e se vogliamo inevitabili, lacune che qualsiasi attività formativa può avere, anche verso un solo singolo lavoratore. Valutiamo pertanto con attenzione e in modo critico l'indicazione riportata nell'Accordo Stato-Regioni 2025. Non limitiamoci a ritenere superata la verifica di apprendimento a fronte di una mera evidenza formale. L'obiettivo da raggiungere è l'adeguata formazione del lavoratore, che deve essere assolutamente completa per tutte quelle misure di sicurezza fondamentali che lo stesso deve mettere in atto per prevenire gli infortuni. Pertanto, se a seguito della verifica finale di apprendimento un lavoratore dimostra di non aver compreso correttamente e completamente tutti gli elementi formativi fondamentali, dovrà sempre essere svolta un'attività integrativa, anche immediatamente dopo la somministrazione del test di apprendimento, finalizzata a chiarire tali dubbi.